Di nuovo in diretta per raccontarvi questo giovedì a Nord-Est, tanti fatti, lo avete visto se ci avete seguito fin qui. Mi ha raggiunto in studio, lo saluto e lo ringrazio, sono giorni concitati per lui, perché insomma è il consigliere delegato ai trasporti della provincia di Belluno, Massimo Bortoluzzi, che appunto sta predisponendo il piano per la mobilità in vista delle Olimpiadi, e fra poco Bortoluzzi faremo chiarezza, daremo anche delle indicazioni operative. Vi dico già che non è facile, ci attendono giorni molto complessi, però iniziamo con il dare le informazioni giuste, e quindi per questo qui con me c'è Massimo Bortoluzzi. Ma insomma ci sono anche altri eventi che attendono la nostra regione, su tutti l'evento di questo periodo, il Carnevale di Venezia, queste le misure di sicurezza che saranno adottate. Zone rosse, misure anti-assembramento, controlli e metal detector. Queste le misure per garantire la sicurezza in città e il normale svolgimento delle celebrazioni per il Carnevale di Venezia. La riunione in prefettura del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Gli eventi del Carnevale prenderanno il via da sabato e interesseranno il centro storico e la terraferma. Nello specifico sono previste azioni volte a evitare assembramenti attraverso la predisposizione di percorsi alternati in alcune aree del centro storico, quali Rialto, sia per prevenire atti predatori che possano mettere a rischio l'incolumità delle persone. Dunque da sabato 31 gennaio fino al 17 febbraio saranno reintrodotte a Venezia, al centro storico e terraferma, le cosiddette zone rosse. Sicurezza urbana, sicurezza sui mezzi pubblici, c'è stato un vertice anche in prefettura a Treviso e si alzano le misure di sorveglianza anche sui mezzi della MOM. È arrivato in prefettura il tema della sicurezza del personale a bordo dei bus della MOM, dopo i numerosi episodi che hanno visto aggressioni e violenze nei confronti di autisti e controllori sui pullman, così come nelle autostazioni. Un comitato ordine e sicurezza chiesto dai sindacati dopo l'agguato un mese fa al bus dei tifosi al termine della partita Treviso-Mestre. A fronte di una crescente aggressività nei confronti dei dipendenti, MOM sta cercando di fare il possibile per garantirne la sicurezza. Noi stiamo cambiando gli autobus. Ne abbiamo cambiato 130 nel 2025, 86 nel 2026, quindi avremo metà parco che ha tutti i sistemi di sicurezza possibili, quindi telecamere piuttosto che burning button o anche per la guida, quindi diciamo che noi stiamo facendo tanto. Abbiamo dei contatti diretti con le forze dell'ordine e abbiamo messo in piedi tutto quello che possiamo mettere in piedi. Sanno benissimo i dipendenti che per situazioni particolari hanno l'assistenza legale che l'azienda garantisce, quindi ovviamente noi stiamo facendo il massimo possibile. Fondamentale anche il proseguo della collaborazione con le forze dell'ordine per la formazione degli autisti, in modo che sappiano come affrontare tutte le situazioni critiche, proprio come accaduto con l'agguato dei tifosi, quando la prontezza dell'autista ha evitato conseguenze peggiori. Bisogna pensare appunto che se ci saranno ancora fatti del genere, appunto che vengano formati maggiormente gli autisti che saranno utilizzati per questi eventi, che possono essere anche ulteriori eventi, non so, dico spettacoli, che possono essere, non so, concerti o quant'altro, e in collaborazione appunto con le forze dell'ordine che venga dato una procedura, un protocollo preciso da seguire, questo qua a tutela sia dell'autista ma anche a tutela di tutta la cittadinanza. Il prefetto ha confermato il presidio dell'esercito in lungo Sile Mattei, la collaborazione per la formazione degli autisti, oltre che il proseguo dei controlli delle forze dell'ordine. I controlli per le linee più sensibili, dove a volte accadono degli episodi dovuti alla mancanza del titolo di viaggio, e quindi controlli che vengono svolti alle autostazioni, compresa questa di Treviso, e lungo la linea che è più sensibile, indicata dagli stesse organizzazioni sindacali, che è Conegliano Pievisoligo. Massimo Bortoluzzi, consigliere delegato ai trasporti e alla mobilità della provincia di Belluno. Il suo è un ruolo chiave in queste settimane, in questi giorni, perché ormai mancano 7 giorni alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
E26. Il tema della mobilità è il tema principale, uno fra i principali, sicuramente quello strategico. Interessa non solo i turisti, non solo i visitatori, non solo chi parteciperà alle Olimpiadi, ma soprattutto chi resta, i residenti, le imprese, i lavoratori. Diamo alcune indicazioni operative. C'è un piano di mobilità, lei lo ha seguito ed è definitivo. Sì. C'è un piano di mobilità e un piano anche per quanto riguarda il trasporto pubblico. Io mi occupo in provincia appunto di trasporto di TPL, quindi di tutto il trasporto anche olimpico, perché ci è stato affidato anche questo compito in provincia per quanto riguarda il servizio olimpico, sia sulla tratta da sud verso nord, quindi da Ponte nelle Alpi verso Cortina, che anche la tratta che va da Dobbiaco verso Cortina. Quindi noi stiamo gestendo tutta questa partita per quanto riguarda i trasporti. Le due direttrici. Due direttrici principali, nord e sud. Da sud si arriva col treno fino a Ponte nelle Alpi e lì ci saranno delle navette per il trasporto spettatori. Okay. Esclusivamente per il trasporto quindi spettatori. Si arriva in treno a Ponte nelle Alpi, si scende e ci sono le navette con orario cadenzato. Orario cadenzato, ogni ora ci sarà una navetta che parte dalle 5:43 da Ponte nelle Alpi e l'ultima ritorna da Cortina dalle 22:40. Quindi su Ponte nelle Alpi abbiamo queste indicazioni. Ogni ora ci sono delle navette in base alle prenotazioni di biglietti del treno, perché ci sarà un biglietto integrato ferro-gomma e ognuno di chi adopererà il mezzo pubblico e arriverà in treno dovrà avere questo biglietto per poi salire sulla navetta e raggiungere Cortina. Questo sia per le Olimpiadi che per le Paralimpiadi. Tra l'altro, ecco qua va fatta subito una sottolineatura, se non sbaglio c'è stato un abbattimento delle barriere architettoniche, quindi anche le persone disabili possono affrontare tranquillamente il viaggio. Sì, esatto. Possiamo dirlo questo? Sì, possiamo dirlo, perché comunque ci sono gli adeguamenti alle stazioni ferroviarie, sono stati fatti proprio per questo, oltre che anche un abbellimento e anche una funzionalità migliore delle stazioni, e c'è proprio questa possibilità, perché noi abbiamo soprattutto, oltre alle Olimpiadi, abbiamo le Paralimpiadi e siamo l'attore principale come Cortina sulle Paralimpiadi. Abbiamo anche la cerimonia di chiusura, quindi giocheremo la nostra parte, secondo me, forte, perché abbiamo quasi tutte le gare a Cortina. E sono stati aumentati anche i treni, le corse dirette, se non sbaglio. Sono state aumentate le corse perché c'è una corsa ogni ora sui treni e quindi parte, appunto, è cadenzato e parte il servizio alle 5:43, quindi prima hanno dato circa un quarto d'ora di lasco per far scendere le persone dal treno e farle risalire in corriera. Le corriere saranno dimensionate in base all'utenza del treno. Si parla dai dati che ho visto anche di 900 passeggeri all'ora, adesso bisogna vedere se sono confermati oppure no, perché parliamo di 18 corriere che escono dalla stazione di Ponte nelle Alpi e devono raggiungere Cortina. Quindi capite la difficoltà non tanto della gestione magari solo delle corriere, ma anche dei flussi di traffico, perché abbiamo un problema su tutta la viabilità. Abbiamo una viabilità che è unica e sappiamo che rischia di andare in tilt, quindi abbiamo anche fatto dei tavoli anche con le aziende di Longarone, perché il primo nodo è proprio Longarone. Sono stati fatti diversi tavoli della mobilità in provincia e con il comandante della Polizia Stradale che seguiva il tavolo per la prefettura per decidere appunto delle modalità operative che in parte sono state studiate, in parte adesso valuteremo anche come andare avanti. Intanto in questo momento il prefetto ha emesso un'ordinanza per quanto riguarda il trasporto di mezzi pesanti. E quindi per i mezzi pesanti che cosa accade? I mezzi pesanti verranno bloccati tutti quanti a Ospitale, tranne quelli che hanno una deroga per esigenze sanitarie, esigenze di pubblica utilità o esigenze di servizio primario. Gli altri verranno tutti fermati, perché abbiamo visto che anche ieri ci sono stati numerosi camion che hanno oltrepassato l'area, perché chiaramente non c'è nessun varco, e sono arrivati in zona limitrofa a Cortina o a Calalzo anche, e si sono bloccati perché si sono trovati con le gomme estive e dovevano montare le catene. Quindi noi dobbiamo trovare un giusto compromesso in maniera che il traffico sia scorrevole, che sia garantito
sia per i residenti, soprattutto per i residenti, perché il mondo continua ad andare avanti e questi paesi devono vivere, ma sia garantito che questi possano muoversi in piena libertà, e in più che chi ha comprato un biglietto che deve raggiungere Cortina lo possa raggiungere in tempo per vedere la gara. Questo è indispensabile, diciamo. Quindi è un'architettura molto complessa, questo va detto. Prima vedevamo, anzi ne vediamo ora, ringrazio Alberto Pivetta e Alessandro Granzera, ora ci sono anche le varianti di Tai e Valle di Cadore, è un aiuto importante, diciamo. Certo, perché queste qua sicuramente fanno la loro parte, perché su Tai si doveva attraversare una parte di Tai con tutte le problematiche che c'erano per gli attraversamenti pedonali, perché come dicevo prima tutto continua a funzionare, quindi la gente deve vivere questo paese, quindi avremmo sicuramente senza la variante c'era un problema maggiore su Tai. Su Valle sapevamo benissimo che sull'abitato di costa c'era quella curva famosa dove si incastravano più volte, si sono incastrati gli autoarticolati. La famigerata curva. Sì, e quindi anche lì c'era un problema che se non veniva aperta questa variante si doveva provvedere in altra maniera, perché due corriere facevano fatica sicuramente a incrociarsi su quel punto, anche perché stiamo parlando di una flotta olimpica per quanto riguarda il trasporto di Dolomiti Bus, quindi quello che gestiamo noi, di 100 autobus, più ce ne sono circa 150 di fondazione, e più dopo c'è tutta la macchina olimpica con tutte le forze dell'ordine e tutte le navette loro, quindi di trasporto atleti, del trasporto delle squadre, di tutta questa macchina. Quindi veramente c'è tantissimo traffico che viene generato solo dalle Olimpiadi, e più dopo dobbiamo metterci anche il traffico comune. Il traffico ordinario, il traffico dei residenti. Si potranno muovere i residenti, quindi l'abitante di Vodo, di Valle, si può muovere liberamente in quei giorni? Tutti quanti si è pensato appunto nei tavoli di viabilità di tenere aperta la viabilità fino a Dogana Vecchia, quindi si arriva al confine con Cortina e la viabilità è aperta per tutti. Nessuno ha bisogno del pass per arrivare fino a Dogana Vecchia, e quindi è garantita la viabilità e la mobilità per quanto riguarda tutte le persone che vivono sulla Valle del Boite, ad esclusione di Cortina, dove per entrare dovrai avere un pass particolare che si richiede a Fondazione, che è già stato richiesto da tutti gli abitanti, da chi ha comunque un'esigenza concreta per entrare a Cortina, perché lavora o ha una seconda casa o è residente, e quindi su questo non c'è nessun problema. Quindi se io da trevigiano, padovano, veneziano, non solo ovviamente, ho una seconda casa a Tai di Cadore, posso raggiungerla tranquillamente? Certamente. Ognuno fino a Tai non ci sono. Se ce l'ho a Cortina, se è a Cortina bisogna avere il pass e bisogna comunque richiederlo. Questo significa che possono raggiungere per esempio la zona industriale di Longarone per lavorare, è la zona industriale principale della provincia, tutti i cadorini, quindi chi dal Cadore si muove ogni giorno sul Longarone per andare in fabbrica, per essere molto concreti, può farlo. Può farlo tranquillamente. Noi abbiamo anche istituito un potenziamento sulla linea 30, che è la linea Calalzo-Cortina, per favorire il spostamento dei lavoratori nel periodo olimpico, perché sappiamo che sicuramente, proprio in base a quello che dicevo prima, perché abbiamo numerosi autobus in più, abbiamo tutto il traffico comunque anche olimpico che si muove, più le forze dell'ordine, e dobbiamo garantire sicuramente la sicurezza e anche il settore sanitario per quanto riguarda tutta questa tratta. Abbiamo cercato di potenziare questa linea 30 che è la Calalzo-Cortina con 4 corse all'ora, quindi ogni 20 minuti abbiamo una corsa che va verso Cortina, e oltre a questo abbiamo dato anche la possibilità a chi è un lavoratore di avere 500 abbonamenti gratuiti proprio per sgravare il traffico su questa strada. Questi abbonamenti vanno richiesti attraverso il sito di Dolomiti Bus e di Fondazione Milano Cortina, che farà il controllo che siano lavoratori oppure no. Quindi abbiamo cercato di ottimizzare tutto e di fluidificare il traffico e di gestire tutto questo flusso.
Altra domanda, altro tassello, quindi abbiamo parlato di chi arriva in treno e può usufruire di queste navette, abbiamo parlato dei mezzi pesanti, del traffico ordinario, quindi dei residenti che devono muoversi per le loro esigenze, trasporto scolastico e scuole. Chiudono, non chiudono le scuole? Come si muoveranno gli studenti? Allora, su questo era un punto, insomma, è un punto che ha arrovellato tutti per mesi. Alla fine che cosa accadrà? È stato un punto dibattuto nei mesi scorsi, dove abbiamo fatto tavoli anche in Regione. Avevamo deciso di tenere le scuole aperte e di mantenere il servizio pubblico normale. Questo non tanto solo per le scuole, ma anche per i lavoratori, perché comunque chiudere le scuole significava chiuderle in tutta la provincia e modificare il piano di Dolomiti Bus su tutta l'intera provincia. Il che siamo andati su questo fronte, abbiamo portato a casa il risultato, non facile, perché per far questo Dolomiti Bus ha dovuto dare in subaffido al 100% tutto il servizio del trasporto olimpico, più anche l'incremento e il potenziamento della linea 30, però adesso le scuole sono aperte, è evidente che ogni scuola, ogni istituto ha una propria autonomia e potrebbe anche chiudere in autonomia. Al momento io so che è tutto aperto, so che ci saranno dei problemi su Cortina, ma è all'interno di Cortina e dovranno gestirseli loro direttamente con il dirigente scolastico, ma magari adesso bisognerà vedere in itinere cosa diciamo come andrà, come io con lei ora sto parlando, Bortoluzzi, soprattutto di quello che succede da Dogana Vecchia in giù, sì, che comunque è una bella porzione di territorio. Cortina ovviamente fa storia a sé, è zona rossa, diciamo così, e quindi là serviranno e ci sono ordinanze specifiche dell'amministrazione comunale, dell'organizzazione, non potrebbe essere altrimenti. Ultimo tassello, abbiamo parlato un po' di tutto, ne manca uno. Chi vuole raggiungere Cortina in auto, vuole partecipare alle Olimpiadi, vuole respirare il clima olimpico a Cortina e dintorni e vuole raggiungere la Conca in auto e parte da Venezia, quindi A27, Pian di Vedoia e poi? Non può entrare a Cortina, quindi quest'utente che non ha una residenza non potrà entrare dal 1° di febbraio, perché dal 1° di febbraio vanno in vigore e si chiudono i varchi per quanto riguarda l'ingresso a Cortina, quindi da quella data c'è un blocco, quindi non si potrà entrare con le macchine e io consiglio di utilizzare i mezzi pubblici. Allora, o si arriva a Calalzo e si prende il treno, o si arriva a Longarone o anche a Ponte nelle Alpi, però bisogna trovare i parcheggi e Ponte nelle Alpi non ce ne sono tanti e neanche Longarone, perché Longarone è destinato soprattutto per quanto riguarda gli spettatori. Quindi il trasporto pubblico locale è sempre garantito. Uno potrebbe per assurdo parcheggiare a Belluno, salire sul treno e andare fino a Calalzo, da Calalzo prende la linea 30 e va a Cortina. Oppure sì, o anche Feltre o qualsiasi punto, anche Padova parte e va fino a Calalzo, certo, e da lì parte con la linea 30, quindi con un autobus di Dolomiti Bus che va a Cortina. L'alternativa è quella di arrivare fino a San Vito, trovare un parcheggio, però lì sarà un'incognita e quindi io cercherei di trovare una soluzione diversa, però uno potrebbe arrivare a San Vito e attendere la linea 30 che passa, perché è cadenzata ogni 20 minuti, sale su quell'autobus e va e entra a Cortina, però potrà entrare solo con l'autobus. Quindi con l'auto io posso arrivare di fatto a San Vito, Dogana Vecchia, e quindi però appunto con però dopo bisogna trovare il parcheggio, perché uno rischia di arrivare a San Vito, non trovare il parcheggio, perché indietro. I parcheggi che sono stati istituiti sono parcheggi per gli spettatori che vanno fino a esaurimento e che possono essere prenotati solo da chi ha un biglietto per le Olimpiadi. Svegliarsi la mattina e dire ma sai che facciamo oggi? Andiamo a Cortina per respirare il clima olimpico, prendiamo la macchina e andiamo, no, un po' di... No. Parcheggiare un po' prima di Cortina, questo è... Parcheggiare un po' prima oppure prendere appunto o parcheggiare, perché dopo comunque i trasporti pubblici sono potenziati e garantiti, quindi io direi cerchiamo di adoperare quei mezzi anche per non andare a congestionare la strada, che sappiamo
che è sempre va spesso in crisi, ma proprio perché ci sono delle problematiche. Dopo, in questo momento hanno messo anche neve anche per il periodo olimpico, quindi evitiamo di usare l'auto quando non serve e utilizziamo i mezzi pubblici. Questo è l'augurio che faccio, richiamo che faccio a tutti quanti. Senta Bortoluzzi, prima di andare in pubblicità, poi rimane con me, è il caso di Giornata in provincia di Belluno, bambino di 11 anni lasciato a terra proprio sulla famigerata linea 30, che è la linea insomma tra Calalzo e Cortina. Il piccolo non aveva il biglietto speciale per l'autobus, quello a cui facevamo poco prima riferimento, e ha vagato 6 chilometri sotto la neve da solo, a piedi da San Vito di Cadore a Vodo di Cadore. La mamma dice: avrei pagato la multa, ma insomma non si lascia un bambino di 11 anni a terra. Insomma è un caso un po' imbarazzante, mettiamola così. È imbarazzante. Stamattina ho chiesto appunto anche a Dolomiti Bus cosa sia successo. Adesso stiamo verificando per capire esattamente cosa è successo, ma cosa non deve più succedere. Cioè, non siamo noi come provincia, perché noi abbiamo affidato un servizio al concessionario che è Dolomiti Bus, però queste cose sicuramente non devono accadere e quindi verificheremo e faremo le giuste osservazioni e prenderemo le giuste contromisure per quanto è successo. Intanto ho chiesto appunto a Dolomiti Bus che queste cose non si verifichino più e di trovare le soluzioni. Qua bisognava farlo salire e dopo semmai si faceva la multa, si chiamava il genitore. Diciamo che qui c'è un po' di ansia olimpica. Probabilmente sì, dopo con la scusa che c'è il 100% di subaffido a altre ditte che sono ditte che vengono da fuori, magari c'è anche un po' di caos. Adesso bisogna capire quando è successo, come si è svolto il fatto e andremo a fondo comunque di questa questione. Bortoluzzi resta con me, facciamo 2 minuti di pubblicità, poi andiamo a Belluno con la nostra Tiziana Bolognani, quindi abbiamo ancora tanto di cui darvi conto, ma ritorniamo fra pochissimo. Di nuovo in diretta, qui con me è rimasto Massimo Bortoluzzi, consigliere delegato ai trasporti della provincia di Belluno, con cui stiamo parlando di Olimpiadi, abbiamo dato diverse indicazioni operative, ma noi adesso andiamo a Belluno, ci colleghiamo con Belluno, con la nostra Tiziana Bolognani, per la parte tecnica c'è Stefano Bozzi e parliamo della crisi delle edicole. Anche nel bellunese diminuiscono infatti i punti vendita dei giornali, le contromisure per il settore sono state presentate questa mattina dal sindacato giornalai e dalla società di distribuzione di giornali e prodotti editoriali. Chiaramente anche qui c'è una specificità montana, è più difficile distribuire i giornali in una zona montana rispetto alla pianura, ma ci racconta tutto Tiziana Bolognani. La crisi delle edicole che naturalmente si ripercuote anche in provincia di Belluno fa fare un passo in avanti, si guarda verso il futuro cercando di amplificare anche le offerte che i cittadini possono trovare nelle edicole. Di questo si è parlato oggi nella sede di Confcommercio con la rappresentanza del sindacato degli edicolanti, lo SNAG, e al mio fianco c'è Fabio Callegher e il rappresentante dell'azienda, della società che si occupa della spedizione dei pacchi, Pierpaolo Bersani. Vediamo intanto subito di capire qual è la situazione delle edicole, Callegher, in provincia di Belluno. La situazione delle edicole in provincia di Belluno è abbastanza in questo momento difficile, soprattutto nel contesto attuale. In questi anni si è avuto sempre una diminuzione anche delle attività e qui poi c'è anche la società che può confermare questo dato. Quindi proprio in questo momento si sta cercando di trovare delle soluzioni anche per poter integrare
volume di affluenza da parte dell'utenza all'interno delle edicole, offrendo un ulteriore servizio che stiamo lanciando insieme alla distribuzione locale. Allora, diciamo subito che questa iniziativa si chiama Edicola Express e da qui si desume che all'interno delle edicole gli edicolanti, grazie a questa convenzione, potranno mettersi a disposizione per la spedizione di pacchi. È così, Bersani? Sì, è corretto. Io rappresento DISPE, che è la società che distribuisce sulla provincia di Belluno i prodotti editoriali, quindi periodici e quotidiani. Abbiamo pensato di portare avanti un progetto che sfrutti le strutture già esistenti sostanzialmente, quindi il trasporto, la logistica e chiaramente poi l'appoggio sui rivenditori, che sono fondamentali, per dare un nuovo strumento che aiuti le edicole con la possibilità di portare nuove persone, nuovi clienti all'interno, sfruttare una struttura già esistente e dare sostanzialmente un servizio nuovo alla popolazione. Che certamente gradirà. Spero di sì, e anche competitivo, visto che ultimamente magari il problema delle spedizioni in provincia è un po' difficoltoso, quindi vogliamo dare un po' un aiuto anche in questo senso. Quindi un aiuto ai cittadini, un aiuto agli edicolanti che avete registrato delle chiusure o dei cali significativi nelle vostre edicole? Dei cali significativi nelle vendite è anche un motivo per cui si cerca anche di trovare altre soluzioni che possano supportare il mantenimento di queste attività di vicinato che sono importanti all'interno di tutto quello che è le nostre comunità, soprattutto in montagna, e quindi per avere anche la sostenibilità economica di poter magari mantenere questi servizi, io ritengo essenziale all'interno del nostro territorio. E cali soprattutto nelle vendite e anche la difficoltà, appunto, come ho appena accennato, del mantenimento della sostenibilità economica soprattutto nei piccoli comuni. Infatti c'è a livello nazionale anche una desertificazione proprio a livello comuni che non hanno più un'edicola nel proprio territorio. Qui c'è questa situazione in provincia di Belluno? Sta iniziando a manifestarsi, ci sono già diversi comuni che sono senza edicola. Grazie Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. Chiudo con lei, Bortoluzzi. Abbiamo parlato di mobilità, di trasporti, abbiamo fatto chiarezza, poi insomma certe cose si devono vivere, perché è chiaro che dovremo monitorare giorno per giorno, per ora, l'evoluzione di queste Olimpiadi. Lei è anche consigliere delegato alla protezione civile per la provincia di Belluno. Sul fronte della sicurezza, come vi muoverete? Abbiamo ancora un minutino. Sì. Non è un compito della provincia, però noi siamo parte attiva all'interno della sala interforze. Noi curiamo solo la parte safety, abbiamo del personale all'interno di questa sala che verrà inaugurata, che sarebbe il CCS, Centro Coordinamento Soccorsi, fatto con dei fondi dall'emergenza Vaia, fondi provinciali e anche fondi dopo del Ministero e della Prefettura, e questa sala verrà utilizzata sia per la safety che per la security e è presso il comando dei Vigili del Fuoco di Belluno. L'inaugurazione sarà proprio a ridosso delle Olimpiadi il 3, è un'opera che serve appunto per gestire tutta la complessità delle Olimpiadi, perché lì dentro si prenderanno le decisioni per quanto riguarda la sicurezza e anche eventuali soccorsi necessari durante questo periodo. Le chiedo telegraficamente che vibrazioni ha. Sicuramente è una cosa complessa, bella da vivere, perché comunque è un'esperienza unica. Speriamo di aver fatto del nostro meglio e che tutto fili per il liscio, ma sono sicuro che da buoni bellunesi porteremo a casa un buon risultato e anche da buoni veneti. Grazie Massimo Bortoluzzi, consigliere delegato alla protezione civile e ai trasporti della provincia di Belluno. Buone Olimpiadi. E io vi ricordo che subito dopo la sigla c'è il meteo, poi l'appuntamento, rimanete con noi, l'approfondimento con Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Parleremo di disagio giovanile, disturbi della personalità, depressione che purtroppo è in aumento, quindi fra pochissimi minuti alle 16:15 il film Loving. Per il momento è tutto, ma noi ci rivediamo, se lo vorrete, fra pochi minuti. Buon proseguimento.